Sì, ho assunto il comando della compagnia di Montebelluna dal 10 luglio, precedentemente ho comandato la compagnia carabinieri di Piove di Sacco in provincia di Padova e prima ancora il nucleo operativo carabinieri di Venezia e ancora precedentemente il nucleo operativo radiomobile di Chioggia Sottomarina. Ecco, la sua prima esperienza nella Marca, che territorio ha trovato? Sicuramente un territorio molto bello, un territorio ricco, un territorio ben tenuto. Abbiamo visto già una prima importante operazione antidroga, attenzionato speciale sarà da tutta la sua compagnia il Montello. Sì, è stato notato già precedentemente al mio arrivo che è una zona in cui sono state effettuate diverse operazioni di polizia per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, non ultima quella dell'altro ieri, e quindi proseguiremo con i controlli. Ecco, ha notato già altri fenomeni che possono essere particolari della zona del Montebellunese, comunque un territorio molto ricco e molto, in cui ci sono anche molte imprese. Sì, diciamo che al momento, dopo poco più di una settimana, è presto per tirare i bilanci, mi sembra un territorio tutto sommato sano e che non ha problematiche diverse da quelle delle grosse città del nord-est.